Il candidato numero 2 sulla scheda elettorale a Casarza Ligure è Giorgio Firenze, nato a Sestri Levante il 6 agosto 1956, è sposato e padre di 2 figli. Conseguito il diploma di scuola superiore, ha maturato alcune esperienze lavorative in fabbrica e ha condotto a lungo un'attività commerciale di famiglia. Attualmente è in pensione. Ha la passione per il calcio e nel tempo libero si dedica all'orto. È stato consigliere comunale di minoranza dal 1993 al 98. Dal 2009 consigliere di maggioranza con delega con il sindaco Muzio. È stato rieletto nel 2014. Alle amministrative 2021 si candida a sindaco con la lista Lega Nord per Salvini Casarza Ligure. Mi dovrebbero votare i casarzesi perché io sono uno di loro. Sono un casarzese con delle origini ben precise di Casarza. Sono una persona che ho vissuto a Casarza, ho lavorato a Casarza anche e il mio programma è un programma cosiddetto del buon senso. Questo penso che sia sufficiente per votarmi. Poi la scelta è libera e non ho nessun problema di accettare qualunque verdetto. Ancora qualche secondo, vuole aggiungere qualcosa? No, perché credo che poi nel programma ci sia veramente le mie idee, le idee della mia squadra e soprattutto il buon senso. Io insisto su questa parola perché è la parola che mi ha accompagnato nella mia vita privata, mi ha accompagnato come uomo, mi ha accompagnato nella mia crescita. Il buon senso, usare il buon senso. Al giorno d'oggi nelle amministrazioni bisogna usare il buon senso, non andare a raccontare delle frottole.